ma lei è una curiosità, tu sai questo fisico slanciato, non ha fatto mai sport? Com'è che giocavi? A pallacanestro? Sei sprecato, tocca, lo capisci? Said, chiamici a Hillary, vedremo se la porta all'isola dei famosi. Tu da te ne devi andare. Tanto di dimagrire non può dimagrire che stai irritando, perciò vai, vai Tino, vai! Buonanotte! Oh, ciao, il fanfara, che si dice? Tutto a posto, non ci possiamo lamentare, tu? Mi fa piacere, tutto bene, dimmi tutto. I piccini già stanno in un menu e tu ancora sei spacinnata. Ah, Ottima annata, dice il vino è denottima annata. Buono, mi fa piacere. scusami, ma che fa, beve a quest'ora? Ho capito, prima di andare a letto, bicchierino, di scendere il sonno, come ti dico cosa, proprio è Ma fisiologico. dico, tuo marito aveva tutti i vizi della mula. Me lo chiami per cortesia? Oh, non ti assicuro niente, ci provo. Ah, Francesco, vieni qua un attimo, non fai il pizzettaro, dai, su. Chi è che fa? Il pizzettaro. Qui è arrivato. Ciao paparedda! Ah vai, tu chiami, io sogno tutto insonnacchiato. Ah? Mischiato, dice tu lo chiami mentre sta a fare il vino mischiato con la cola, che lui fa sta combinazione qua. Lui mischia le cose. Mischiato, sì. Però magari mentre dorme con la palla fai mandare a spada, Me frate, ne sentiamo. Ah dai, buonanotte. ah? Vorte, dice chi mena per primo, mena due volte. A me mi dici queste cose, come a me mi dici che ci scattano prima e più forti, io che lo voglio bene come un fratello. No, ce l'ha con Cristian Agatino Totti, perché stanno in fissa con wrestling ultimamente, chi mena primo, mena due volte, queste cose qua. Questo, lo scano! Ah, Pisolo, Mammolo, mo invece sta a giocare con Isa, i sette nani, non si ricorda mai l'ottavo. Brontolo, vi manca Brontolo. si vi chiama manca. Brinchiolo. Non sapete manchi i fiabbi, comunque è un papà modello, so perché non ci si può dire niente. Chi stai convinto che sogno Totti? Niente, quando vivi non si capisce, panguino. No, vabbè, senti, ci sentiamo perché sta a fare una caciara che te dico. Chi è poi... che fa? Che La caciara. Chi è sta cosa? A caciara, è un casino, non si capisce niente, questo Ah, vuol per dire. dire, come si dice, va, c'è un panico, Dani. Il panico, ci sta Va- la stanza antipanico praticamente. Vabbè, paparello, Ciao. la faccio un minuto, mi palleggi mentre dormi, vedremo? Vai, vediamo. Fenomeno! Niente, o cucchiati, ti puoi toccare. È lui l'ottavo re di Roma. Ciao. Ci sentiamo domani. Tavole di Roma, Tottolo. Hai certo, iddo di essere, iddo. Io iddo mia che ancora non mi convince. Mi trovavo al nord dentro una gelateria, mi sono convinto ad entrare per prendere un gelato. Quello mi ha detto vuole il cono piccolo, medio, piccolo, medio. Mi ha dato un cono con 2 palline di gelato, uno per gusto. Io l'ho guardato, io ho detto questa quantità il mio gelataio me la dà per capire che gusto è. Però ormai mi aveva dato quel cono con 2 palline, con una leccata mi tiravo il primo gusto, con la seconda leccata il secondo gusto e già ho gelato aveva finito. Lui mi guarda, ma in Sicilia siete abituati male? Abituati male, ho detto queste coppette che avete sono inutili. In Sicilia la nostra coppetta è chissà che. Non avete dove andare. Gelato in Sicilia. Non si può stare. Ah, state qua. Non si può stare. Signorina, ma che c'è ancora? Sì, finalmente, però lei mi fa cascare l'altra ricca aspettanno, Sì. Sono Stefani, quella con la certificazione nazionale estetista. A mani che siamo tipo esoro un'altri. Succede una cosa per casa, manicomio. Allora, praticamente me cucino, c'è la al supermercato. Chi dire al supermercato? Ce ne sono solo un completino. Sì. A dire i mazzeri, 2, no, 1 ce ne sono. Da me nanna che si scorda tutti i cosi, ce l'ho lavari, ci ho lavavo, ma non stennevo, c'è 2 cose, restavo bagnato. Ci dissi, senti, a nonna, me nanna, a me cucino, fatti in giro con motorino, casa asciuga. Che ne vuoi mi cucino? Ho detto, vedi, pigliamo un motorino, cioè sì, con tutto il motorino dopo putticato. Sa. E ora me nanna è senza putticato, stiamo piano terra, come faccio? Sono tutti pari. Perciò ora mi serve che Jonathan mi dice, Nando un muratore buono, e Sa. poi nell'ordine se hai ricevuto il curriculum, Sì, se viene al matrimonio, se ora può venire pure a baby shower. Ora ci cerchiamo il muratore, attende in attesa. Ah, in attesa, sogna, infatti. Elison, occhio con due biconi che da sciuppi. Lo sapete? E non gli angeli picchi di rugno, magari l'auge di sopra. Muta.
Scusami, se non te ne posso mettere che sono Ma dico, ma non ho capito, ma come si permette di disturbarmi mentre sto ascoltando la musica? Professor, ma questa musica, amore, questa musica antica, lei si deve modernare, professor. Ma poi non ho capito, lei arriva a casa mia, entra, si infila, fa quello C'era che... la porta aperta. E allora, che vuol dire questo? Ah, professore, guardi, lei è sempre un docente universitario, lei? Docente. Conosce che c'è una lingua che si chiama latino? Certo che so che si chiama... Tutti gli abitanti di Latina, provincia di Roma, lo parlano? No, non c'entra niente il Roma. E c'è un vecchio detto di Latina che dice portam apertam signum capotrasirim. Ma che vuol dire questo? A parte che questo non è latino. La disturbo, professore, perché ci devo chiedere? Mi disturba lei? No, lei mi ha disturbato, no! Dunque, noi siamo uomini, no? Lei lo sa come sono fatti gli uomini, no? Dove? Nel caso mio, lei è come una macchina che arriva, che afferra... e le comincia piano piano a stritolare, a ridurle quasi una pappettina, e dopo che diventa pappettina diventa liquida e si perdono così per terra. Ecco, questo è quello che mi procura lei a me. Mi fa piacere che mi sta dimostrando che io non la disturbo, sono contento. Che cosa vuole? Allora, professore, io sono venuto perché c'ho chiesto a Giovanni che aveva un problema e questo problema di risolvere. Dice che lo può risolvere il professore La Parola. La Parola, io mi chiamo La Parola, è facile, c'è l'accento sull'A. Di nuovo ce l'hanno messa, perché io ce l'avevo levato. No, ce lo metto io, lei non ce lo deve levare, lo deve stare... per favore, ma che cosa vuole? E niente, allora, siccome ho deciso di farmi una vacanza, Un weekend. però un weekend di qualche 8 giorni. Allora non è un weekend, è una settimana. Vabbè, un settimanente, va bene, un settimanente fuori. Allora, mi hanno detto che c'è questo bonus vacanze. Sì. Ora, aspetta, la mia domanda qual è? Quale? Questo bonus vacanze, quanti posti è? Se è motore nella benzina, se è motore nella gasolio o se è motore nella Brigida? Allora, innanzitutto, chi è Brigida? Come chi è, professore? Lo vede finché lei ascolta questa musica antica e non si muove di casa, che sta sempre dentro. Lei non sa che fuori succedono altre cose. Sono i motori delle nuove macchine che sono metà motore a motore e metà motore a corrente, capito? Si chiama ibrido, perché è alimentazione o benzina oppure elettrica. Poi c'è diesel e poi c'è solo benzina. Non è Brigida. Comunque, che cosa vuole sapere? Il bonus. Non è una macchina, non è un automezzo il bonus. E come ci va in vacanza uno? Il bonus è un contributo che dà lo Stato con le nuove normative, i decreti che ha fatto, per favorire i viaggi e la vacanza all'interno dell'Italia. Allora, io voglio sapere, lei che sape pure di questo. Per favore, però per cortesia. Questa La Parola, come lei non ce n'è. La Parola. Io mi chiamo La Parola. C'è l'accento sulla. Che cosa si deve fare per questo bonus? Deve fare una domanda. E io ce l'ho fatto, ci dicevo che cosa si deve fare per questo bonus vacanza? Appunto, il bonus è un finanziamento alla vacanza. Lei fa la domanda. Forse non ho sentito. Cosa devo fare per fare questo bonus vacanza? Presenta questa domanda, perché le daranno i soldi per le vacanze. Forse lei non mi ha la domanda, ce l'ho fatta. Cosa devo fare per avere il bonus vacanza? E lei deve fare la domanda. Cosa devo fare per avere il bonus vacanza? La domanda non la deve fare a me, la deve presentare al Ministero. Dopodiché cosa succede? Nel caso di una persona sola, il finanziamento è di 150 euro. Non ci interessa. Nel caso di una coppia è 250 euro. Nel caso di più di 3 persone, una famiglia insomma, no? Il finanziamento è 500 euro. Questo dobbiamo fare. Dobbiamo fare chi? Noi, questo, io, lei, Giovanni il portiere e il signor Mezzasammo il fornaio. E siamo 4 e ci prendiamo 500 euro. Scusi, lei mi vuole organizzare la vacanza a me con il fornaio, con il signor Mezzasammo. Mi lascia stare in pace. Non dobbiamo partire. Noi ci prendiamo i soldi, agli altri due non ci diciamo niente. Facciamo il bonus vacanza, quanto è 500 euro? Facciamo a metà, 150 a me e 150 a lei. Se ne vada. 300 io e 200 lei. Se ne vada via subito. No, se ne deve andare. 250 e se la porta aperta non deve più entrare, se ne vada. Però lei ci piglia la testa così, sì. Però si ricordi, la meglio parola è quella che non si dice, professore. Parola! No, ha detto poco fa, ma ha detto parola, vero? Lei un colpo fa parola, così non ci andiamo più noi, professore.
Va bene, Said, ti prometto che questa volta non bianco, te lo prometto. Zitto! No, sei più forti di me, mi avete detto non lo chiamare, ma io le viri una volta. Zitto! Su nuovi una volta io mi sento male, mi sento. Hai capito? Mi capisci? Oh! Chi non muore si rivede, eh? E non pare chi su. Oh! Salve! Ciao! Dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo col collega Chino e alle nostre spalle sempre Marte. Sempre Marco. Chiamati d'urgenza oggi dalla squadra operativa del drone d'assalto, ci siamo fiondati a raccontarvi il metodo lavorativo che da anni caratterizza una delle più note località folcloristiche di questo territorio. Si tratta, come vedete alle mie spalle, di un grande complesso fieristico a più livelli, interconnessi fra loro e con una grandissima copertura rimovibile che offre ai visitatori una vasta gamma di prodotti nuovi ed usati, spaziando dal settore moda al settore alimentare. Se adesso l'operatore, come sempre, vorrà seguirci nell'inquadratura, proveremo a metterci nei panni. Vieni qua, vieni. Almeno quando torni, dillo che io ti dici che c'è, ci sono i centri commerciali, i bancarelli, non c'è niente, non vedo niente, io vedo solo a te che hai lasciato qua disgraziato, donna. E la cravatta, mettetela di dentro la camicia, di dentro la giacca, di dentro. Dai. Ecco, come avete potuto vedere, c'è sempre l'imbarazzo della scelta in questa famosa località che la vince purtroppo su tutto, soprattutto su questa tecnologia che nonostante l'impegno dei progettisti perde, ahimè, sui bisogni della collettività. Chi è ora? Ma che sta dicendo? Mare, accatto domani, accatto domani, bene. Dell'auto quando pare c'era qualcosa che non mi si angolava. allora signori, certi che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Per adesso da Marte, Chino e Chiddo è tutto, a voi la linea. Grazie. Donna, vedi qua, tarabuccana bancarella, donna! Ah, non donni? Chi non accetta non merita.